Sulla recente frana avvenuta in via Crone interviene oggi il Comune di Agrigento impegnandosi a predisporre entro la settimana in corso il documento di indirizzo alla progettazione che definirà le attività da svolgere, gli interventi necessari, i tempi e l'importo dei lavori per recuperare la stabilità e la sicurezza rimediando al progressivo deterioramento del versante della stessa via Crone, già rilevato nelle cartografie del piano di assetto idrogeologico cosiddetto PAI, con il supporto delle relazioni tecniche elaborate dal geologo di AICA e dal responsabile della protezione civile del comune. Saranno quindi a breve, afferma il comune di Agrigento, avviate le procedure amministrative e tecniche preliminari alle opere. Così come è stato sancito durante un incontro con l'ufficio del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia, tra l'ingegnere Sergio Tuminello, soggetto attuatore, e una delegazione del comune di Agrigento composta dal sindaco Franco Miccichè, dall'assessore ai lavori pubblici, ingegnere Principato, dal dirigente ad interim del settore lavori pubblici Alberto Avenia, con la presenza dei rappresentanti dell'AICA. Il sindaco Miccichè, al termine del confronto, ha dichiarato: ringraziamo il commissario del governo, ingegnere Tuminello, per l'approccio concreto e collaborativo, l'onorevole Di Mauro per il supporto nelle interlocuzioni con la Regione. Stiamo lavorando con la determinazione affinché si possa risolvere definitivamente una problematica che da anni interessa la via Crone. L'amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l'iter progettuale garantendo un costante aggiornamento alla cittadinanza.